Buondì cari amici della Maratona Veneta, la parola è dunque un verbo, è il verbo stampare. Il verbo stampare viene proprio da fare stampo, no? Ma quello che voglio dirvi in questo video, a parte ricordarvi che in Veneto i verbi all'infinito i può aver o anche non aver neanche la E finale, dunque se corretto tanto stampare quanto stampare, ma sto video qua era per affrontarmi, mi pare che sia la prima volta che ne parliamo, è il fatto che in Veneto prima della P e della B non che si mica la M, come in praticamente tutte quante le lingue, e dunque la nasale che si prima della B e della P la si la N. Tanto sì che in Veneto proprio in pronunciamo stampar. Bon? E anche quando che in italiano scrivemo stampare, lo scrivemo con la M, o non so, vediamo se vabbè, non mi vengono altri esempi, campana, non so, per esempio, ecco. E in realtà, se ascoltiamo bene i veneti, tende a pronunciare la N anche se ne è abituato che si scrive con la M. Sto si scrive con la M e può andare bene dove che la lingua la pronuncia una M in che il posto è. E se che pensi bene, certi nomi di posti, tipo non so, Campo San Piero, che si chiama Campo, va bene, San Piero, quindi la regola mentale che prima della P che va sempre una M, l'ha fatto sì che l'univerbazione della parola Campo San Piero, si è visto fuori a San Piero, ma se San Piero. Insomma, la regola veneta tante volte è una regola di, come si dice, è sempre una regola di pronuncia, ma certe volte ne aiuta anche a ragionare. Pensiamo alla parola importar, no? Importar, importazione. Cosa vuol dire? Portar in, cioè rento. E ora, non è che per forza importare il sipi e la roba losica assolutamente straordinaria. Se ti dici importare perché te che ha tendenza a assimilare tutte le nasai prima della P e della B, delle B labiali, in una M, va bene, nessuno ti dice niente, fai, però non sta a dire qualcosa se mi invece gosta a tendenza anzi a desimiare sto tratto di biabializzazione e di conseguenza preferisco come venetofono, esatto sui testi del mio 200 seccata PNP che MP, dunque vuol dire che la pronuncia la sequea, anche perché il latino scriveva MP e di conseguenza se un autore del 1200, 1300 scrive campana con la N o campo, meglio ancora con la N, vuol dire che le proprio devo fare la scelta di non scrivere mia come chi scriveva i latini o come che era che tutti faceva, ma descrivere proprio descrivendo la lingua. E ora ancora gli altri descrivemo la lingua e in Veneto stampar, gli altri prima della P e della B pronunciamo una N e qua gli altri scrivemo. Anche il video di un corso è fatto, nostra maratona veneta, ne manca 34, poco più di un mese, a se vedemo quando? Domani un po'.